Era dicembre del 2022, nel pomeriggio un anziano signore che abita in una casa piuttosto isolata nella periferia di Pederobba è stato avvicinato da questo che poi abbiamo riscontrato essere un pluripregiudicato 57enne della provincia di Trento, il quale, dopo averlo abbindolato con una serie di chiacchiere e aver carpito subdolamente la sua fiducia, ha approfittato di un momento di distrazione, ha colpito l'anziano con un tubo di ferro alla nuca, l'ha minacciato con un'aroncola, l'ha reso inerme legandogli le braccia e bloccandolo a ridosso di una scaffalatura, e si è impossessato del suo denaro, circa 1.000 euro. Tutto questo, in questa vicenda, ha commesso degli errori, ha lasciato delle tracce, ha lasciato un mozzicone di sigaretta, ha bevuto da un bicchiere, per cui ha lasciato delle tracce di DNA che a noi sono servite, o meglio ai colleghi della sezione biologia del RIS sono servite per isolare il profilo genetico. Nel frattempo l'attività, diciamo, investigativa tradizionale sui tabulati delle celle ha consentito di individuare una serie di utenze, tra le quali una proprio riconducibile al soggetto individuato dal DNA.